Amici di Sportisili, benvenuti a Pillole di Sessa, quarta puntata della nostra trasmissione dedicata al calciomercato di Palermo, Messina e Catania. Come sempre qui per voi Aldo Sessa che vi terrà compagnia fino alla fine della nostra trasmissione. Come avete visto non c'è un orario fisso, ma comandano le notizie, comandano le ultime ore, comandano le news e parleremo come sempre di calciomercato. Oggi Brunori Day per quanto riguarda il Palermo. Matteo Brunori è rientrato in città e adesso si unirà al gruppo per cominciare questa nuova stagione di Serie B. Conferme anche per Floriano, conferme che arrivano ufficialmente per il fantasista è stato decisivo per la promozione. Arrivano conferme anche per Pigliacelli. Altre notizie di mercato arriveranno a breve, ci sono anche delle ultime ore. Questo vale anche per il Messina. Oggi conferenza stampa di Gaetano Auteri, nuovo mister della società, presentato ufficialmente appunto alla stampa, e proprio all'interno della conferenza stampa sono emerse alcune novità di mercato per quanto riguarda il Messina, su alcune conferme di uomini eventualmente importanti che potrebbero rimanere in giallo-rosso. E poi Catania che è stata, diciamo, ormai da un giorno, da 2 giorni, anzi, scusate, è arrivata ormai la conferma della nascita della nuova società. Non è ancora tempo di mercato per la nea società etnea guidata da Ross Pelligra, ma c'è già un totonomi per quanto riguarda l'allenatore che si arricchisce di altri due nomi. Questo è un po' quello che andremo a spulciare nei prossimi minuti. Vi invito a mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook e ai nostri canali ufficiali YouTube, Instagram, Twitter, ma soprattutto seguire il nostro sito www.sportisili.it, dove troverete tutte le ultime informazioni. Oggi, tra l'altro, è una giornata che è importante anche per quanto riguarda i calendari. Qui nel nostro sito troverete gli aggiornamenti praticamente in tempo reale per quanto riguarda il calendario del Palermo, per quanto riguarda il prossimo campionato di Serie B. Un campionato che abbiamo, diciamo, anche spulciato in alcuni numeri, quindi se volete potete andare a vedere nel nostro sito anche queste statistiche. Torniamo adesso al main event, quello che è successo oggi a Palermo con l'arrivo di Matteo Brunori a Palermo. Matteo Brunori ormai si è preso a diventare ufficialmente un giocatore del Palermo. Non è ancora arrivato il comunicato ufficiale, ma è atterrato oggi in città. Potrete vedere adesso le immagini che arriveranno, che sono state proprio registrate stamattina per quanto riguarda l'arrivo di Matteo Brunori. Matteo Brunori ritorna a Palermo, ritorna a titolo definitivo, questo molto importante per quanto riguarda la formula. Torna a titolo definitivo con un contratto quadriennale e un accordo con la Juventus. Ballano ancora le cifre, non si sa bene se 2 o 3 milioni, molto più probabilmente 3 milioni più bonus, ma il dato di fatto è che Matteo Brunori è a tutti gli effetti un calciatore del Palermo. Tanto si è aspettato questo giocatore dopo un lungo tira e molla con i bianconeri, che fino all'ultimo hanno cercato di resistere sul prezzo. Si ballava una cifra che per il Palermo era intorno ai 3 milioni più bonus, invece per la Juventus non si scendeva sotto i 5 milioni. Alla fine la resistenza della Juventus sono cadute, probabilmente in assenza anche di altre trattative magari provenienti dalla Serie A, ma soprattutto ci teniamo a sottolinearlo anche per la volontà del giocatore, che è stata decisiva per questo passaggio di consegne. Matteo Brunori, ex Juventino in prestito al Palermo, che ritorna a Palermo pienamente come calciatore rosanero. Vi invitiamo a commentare
sulla nostra diretta, sia su Facebook che su YouTube, anche per sapere quello che sono, per esempio, dai tifosi del Palermo, le sensazioni per questo acquisto, cosa si aspettano, per esempio, da Brunori in questa annata che naturalmente vede il Palermo tra le società, insomma, più attente, diciamo, eventualmente alla lotta per la Serie B. C'è una breaking news, una notizia riguardante un difensore del Crotone che potrebbe interessare al Palermo. Si è aperto un sondaggio, il nome, scusate, la dobbiamo leggere, ma è Nedel Searu, difensore rumeno del Crotone, che in questo momento interesserebbe a diverse squadre di Serie B, tra cui il Palermo, giocatore che tra l'altro è nazionale rumeno con un passato alla Dinamo Bucarest e all'AEK Atene. L'anno scorso è arrivato in Calabria in Serie B, stagione comunque non fortunata per quanto riguarda il Crotone, vista poi la retrocessione. Ci sarebbe un sondaggio, un primo interessamento del Palermo. Vedremo nelle prossime giornate cosa ci dirà questo sondaggio, in che cosa evolverà eventualmente questo nome. Andiamo a leggere subito qualche messaggio. Ciao, Giovanni Farone ci saluta e ci chiede: pensi sia giusto prendere calciatori in prestito secco come potrebbe capitare per Elia e Cortinovis? Questo è un argomento che poi andremo a vedere, perché abbiamo anche lì delle ultime novità. Gigi Lumia ci dice: è vero che si tratta di Onut Aru, difensore centrale per il Palermo, abbiamo appena parlato. Invece da Messina ci chiedono Silvestri e Citro. Per Messina avete novità? Erano dei nomi che avevamo già accennato qualche tempo fa, potrebbero interessare al Messina, ma al momento si studiano alti profili. Più avanti approfondiremo quello che è l'argomento Messina. Intanto completiamo con alcune altre news per quanto riguarda sempre il Palermo, perché come sappiamo è arrivata la conferma per Floriano. Floriano rimane a Palermo un altro anno, contratto fino alla fine del 2023. Un Roberto Floriano che è stato decisivo al pari di Brunori nei playoff che hanno visto il Palermo trionfare per quanto riguarda i playoff appunto di Serie C. Floriano, come altri giocatori del Palermo dell'anno scorso che erano arrivati a scadenza di contratto, ha ricevuto quello che è un ulteriore rinnovo appunto di un anno per giocarsi quelle che sono le sue chance in Serie B. Naturalmente abbiamo visto anche qua l'immagine, è stato accolto da un altro degli ultimi rinnovi del Palermo, quello di Andrea Accardi, che tra l'altro verrà iscritto come bandiera nella lista delle rose per quanto riguarda la Serie B, anche lui con contratto fino al 2023. Altro nome interessante, perché anche in questo caso non c'è una conferma vera e propria, diciamo, dal punto di vista dei comunicati ufficiali, ma di fatto è stato lo stesso giocatore ad aver ufficializzato l'arrivo. Parliamo di Mirko Pigliacelli, portiere del Craiova, società rumena che qualche anno fa fu allenata tra l'altro da un ex allenatore del Palermo come Davis Mangia. Pigliacelli è ormai sicuro del suo arrivo a Palermo. Tra l'altro in un'intervista rilasciata poche ore fa ha detto che quando chiama il Palermo non puoi rifiutare, come vedete anche nella nostra clip, nella nostra immagine. Ha anche spiegato quelle che sono le ragioni appunto del suo arrivo a Palermo, che lui comunque si trovava molto bene in Romania, perché comunque combatteva per una squadra che lotta per i playoff anche di Europa League, ma la chiamata del Palermo è stata sicuramente prioritaria. Addirittura dice che non ci ha visto quasi più dopo la chiamata del Palermo. Quindi un giocatore che arriva sicuramente al massimo
della sua, diciamo, della sua volontà, l'apice della sua volontà e anche all'apice della sua, diciamo, parabola da giocatore. È un calciatore che ha 28 anni, quindi è sicuramente un portiere che in questo momento potrebbe dare molto, vista anche l'esperienza che ha il portiere ex Craiova, ormai ex Craiova. C'è, come dicevamo prima, però una breaking news per quanto riguarda Elia e Cortinovis. Prima ci chiedevano eventualmente delle novità su questi giocatori. Ecco, il Palermo avrebbe in programma un incontro con il DS dell'Atalanta d'Amico proprio per Elia e si discuterà anche del giovane Cortinovis per portarli entrambi a Palermo. Sono due calciatori molto interessanti, uno è un esterno a tutta fascia che negli ultimi anni ha fatto molto di più l'ala, sia a destra che a sinistra. Per quanto riguarda Cortinovis invece è un trequartista molto tecnico cercato da diverse squadre di Serie B. I prossimi giorni anche in questo caso potrebbero essere decisivi per un'evoluzione di un'eventuale trattativa. I rumors dicono che comunque Elia potrebbe davvero essere un po' un passo in avanti rispetto a Cortinovis nella strada verso Palermo, ma ripetiamo, siamo ancora nell'ambito di una trattativa che si deve ancora sviluppare. Per quanto riguarda il prestito secco, come ci diciamo, come formule, probabilmente il City, che è molto attento ai giovani, potrebbe studiare delle formule atte a anche acquisire definitivamente calciatori giovani. Non sappiamo se sarà questo il caso nello specifico, ma certamente dobbiamo aspettarci un City Football Group molto attento alle giovani leve che potrebbero insomma rimpinguare quello che è la piattaforma più volte citata da Soriano nella famosa conferenza stampa di presentazione del City Football Group. Come accennavamo prima, ci sono però importanti novità che arrivano da Messina. Il nostro ascoltatore, il nostro telespettatore prima ci ha chiesto di Silvestri e Cidro. Ebbene, oggi c'è stata la conferenza di presentazione di Gaetano Auteri come futuro nuovo allenatore appunto del Messina. Una conferenza stampa con l'intera dirigenza messinese, il direttore Pitino, il presidente Sciotto e il DG Manfredi, sono intervenuti appunto in conferenza stampa per prospettare quelle che saranno naturalmente le prossime mosse insomma del Messina. Auteri ha detto chiaramente che vuole far rinascere il calcio in città, si è esposto anche dicendo che ha rinunciato anche economicamente a delle offerte importanti per poter scendere e tornare a Messina, ma importanti novità arrivano appunto dal direttore sportivo Pitino che ha di fatto confermato l'interesse per alcuni giocatori che erano già presenti in rosa lo scorso anno come Pio Vaccari e Rizzo. Sono due profili che interesserebbero anche Gaetano Auteri. Non si è sbilanciato più di tanto per quanto riguarda naturalmente quello che sarà il loro futuro eventualmente nella società peloritana, ma ha sottolineato che insomma i giocatori, soprattutto questi profili, sono congeniali eventualmente al progetto tecnico di Gaetano Auteri. Ma come accennavamo anche in alcuni articoli pubblicati ieri nel nostro giornale, il Messina non lavorerà solamente su profili di esperienza, naturalmente molto importanti per quanto riguarda la stagione di Serie C, ma sta lavorando anche molto sui giovani. Ricordiamo l'antefatto, comunque Sciotto per lungo tempo aveva messo in dubbio quello che erano diciamo, i suoi impegni nel Messina. Sembrava che non iscrivesse la squadra inizialmente, ha poi cambiato idea e convintamente ha iscritto
la società al campionato di Serie C, ma naturalmente si valuteranno, come detto, anche profili molto giovani per venire incontro anche a possibili introiti che arrivino dal minutaggio giovani. Ecco perché in questo senso è stato importante quello che è successo qualche giorno fa proprio a Messina, in cui alcuni ragazzi delle giovanili del Messina, in un'età tra il 99 e il 2005, classe 99-2005, sono stati provati in una sorta di stage per valutare eventualmente giocatori da aggregare alla prima squadra che partirà in ritiro tra qualche giorno. Ci sono diversi ragazzi che sono stati provati in questo senso e vedremo nei prossimi giorni quelli che saranno eventualmente i nomi da aggregare ai 15 attualmente in rosa per quanto riguarda il Messina. Ma da questo punto di vista è molto importante il lavoro che sta facendo Pitino, che sta cercando di equilibrare i due, diciamo, elementi, appunto, tra elementi di assoluta esperienza, così come anche Fofana, che sembrerebbe dover rimanere proprio a Messina, e elementi appunto giovani e di qualità che possono dare una spinta ai peloritani in Serie C. Tra i profili di esperienza di cui parlavamo prima c'è sicuramente Piovaccari, che è stato il cardine della salvezza messinese nello scorso anno, e ha rilasciato un'intervista proprio questa mattina ai colleghi di messinasportiva.it, dove essenzialmente rivendica quello che potrebbe essere un ruolo anche importante con Auteri. Ha speso anche parole importanti per mister Auteri. L'ha incontrato un paio di volte come avversario e ha sottolineato il fatto che per lui sarebbe ottimo lavorare con un mister come Auteri. Si è rimesso di fatto alla volontà della società messinese. Piovaccari, così come abbiamo detto prima, anche Rizzo, ma anche alcuni nomi che ci avevano fatto come Silvestri e Citro. In questo caso il primo un po' più complicato, nonostante sia difficile da portare avanti la trattativa con l'Avellino. Come dicevamo, sono profili che il Messina sta valutando assolutamente, perché possono tornare utili alle cause del Messina. Andiamo a leggere quelli che sono qualche altro commento che ci arriva da Facebook. Aquila Rosanero dice: Franco Vasquez arriva a Palermo? Questa è una domanda ricorrente che per ora percorre i social in questi giorni. È un nome che è stato fatto in più di un'occasione. Al momento non c'è nulla, c'è sicuramente un apprezzamento in generale, evidentemente, del giocatore, che l'anno scorso ha fatto molto bene al Parma. Chissà che magari nei prossimi mesi possa arrivare qualche sorpresa dal punto di vista di un giocatore di alta caratura. Attualmente però non ci sono diciamo, certezze su un possibile interessamento del Palermo verso Vasquez, concreto dal punto di vista delle trattative, e nemmeno dal punto di vista del giocatore. Ma diciamo, il mercato evolve, quindi vediamo che cosa potrebbe succedere, diciamo, potrebbe accadere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Confermiamo comunque l'arrivo di Pigliaceri nei prossimi giorni, e probabilmente nel fine settimana potrebbe già arrivare in città e lunedì sostenere le visite mediche con il Palermo. Ci chiede Alex Iastrescu se Dursi potrebbe seguire Auteri al Messina. Anche in questo caso ci potrebbero essere degli interessamenti per alcuni giocatori che
già allenato Auteri nelle sue precedenti esperienze. Non ci sono al momento novità su questo fronte, ma per tutte le notizie naturalmente vi rinviamo a quello che è il nostro sito, dove potrete trovare tutti gli aggiornamenti in merito anche su queste trattative del Messina. Ci spostiamo di qualche chilometro e andiamo verso Catania. Abbiamo già accennato nelle scorse giornate quelle che potevano essere alcuni elementi di interesse per il Catania. Uno su tutti, Vutai, giocatore del Novara, capocannoniere del Novara e della Serie D con 35 reti, che sono valse la promozione ai piemontesi. Ebbene, Vutai conferma l'interesse del Catania nei suoi confronti in un'intervista rilasciata oggi, in cui essenzialmente però declina l'offerta del Catania. Per convincermi, come vedete, non bastano i soldi. In realtà Vutai stesso ha confermato che, per quanto sia gradito l'interesse del Catania, vorrebbe giocarsi le proprie chance in Serie C, se non addirittura in categorie superiori come la Serie B. Quindi sta aspettando delle offerte che possono arrivare da, da altre squadre. Di conseguenza è molto molto complicato che questa trattativa possa cambiare rotta, insomma, riportare, ricongiungere le strade di Butai al Catania. Come avete visto, però, anche un altro nome che era stato fatto negli scorsi giorni ha smentito ufficialmente il proprio avvicinamento a Catania. Parliamo di Paolo Grillo, ex Primavera del Palermo ed ex giocatore della Sicula Leonzio. L'ultima stagione a Vibo Valencia con la Vibonese. Ai nostri microfoni proprio Paolo Grillo ha smentito una trattativa con il Catania per appunto arrivare in rosazzurro. Anche in questo caso ci sarebbe, diciamo, l'attesa per una offerta che possa arrivare da categorie diverse dalla Serie D, sempre nell'ambito professionistico, di rimanere appunto sempre nell'ambito professionistico. Quindi difficilmente in questo caso un giocatore come Grillo potrebbe scendere di categoria. Naturalmente però in questo momento, con le novità societarie che continuano ad arrivare in questi giorni, ancora la parte dei giocatori passa in secondo piano rispetto a quella che è invece l'organigramma societario e soprattutto il ramo sportivo del Catania. Come vedete nella nostra breaking news, il futuro direttore generale del Catania, Laneri, ha incontrato Ezio Raciti. Ezio Raciti, che nell'ultima stagione tra l'altro ha allenato il Messina e lo ha portato ad una salvezza che a un certo punto sembrava insperata, e in cui, diciamolo anche, ha inciso il fallimento del Catania. Come dicevamo, Raciti ha incontrato quello che dovrebbe essere il futuro direttore generale del Catania, Laneri, e si potrebbe riunire insieme anche al direttore sportivo Finocchiaro, ex del Siracusa, in un trio che appunto a Siracusa aveva già lavorato. Finocchiaro, tra l'altro, si è appena dimesso dal Siracusa, quindi potrebbe essere papabile per la carica di direttore sportivo, e magari riunirsi anche con Raciti per appunto lavorare di nuovo tutti insieme. Al momento comunque sembrerebbe ancora in poll Modica. Ne avevamo parlato già qualche giorno fa. Modica, con già esperienze in Serie D proprio a Messina e poi
anche al Casale, al Casale. Ehm, a fianco a questo nome sono stati affiancati altri profili che al momento sembrano in secondo piano, e altri che invece sono sfumati definitivamente o quasi. Parliamo di Marchese, che è il neo allenatore della Cireale, e Michele Pazienza, ex centrocampista tra l'altro del Napoli, che aveva già avuto un'esperienza in Sicilia come allenatore, che potrebbe rimanere invece alla Doce Cerignola, che ha appena riportato tra i professionisti in Serie C. Al momento non sembrerebbe esserci margine per una trattativa che possa portare Michele Pazienza a Catania. E sullo sfondo, come dicevamo prima, altri due nomi sono appunto, oltre quello di Raciti già citato, quello anche di Fabio De Sanso, proprio l'ex allenatore della Cireale, appena sostituito da Giovanni Marchese. Questo però sembrerebbe essere leggermente in ritardo rispetto agli altri due. Vedremo cosa succederà nelle prossime giornate. D'altronde il campionato del Catania inizierà più tardi rispetto alle altre, in generale la Serie D comincerà più tardi rispetto ai campionati professionistici, e quindi c'è ancora tempo per il Catania di iscriversi al campionato di Serie D, avere tutto pronto per il campionato di Serie D. Ma purtroppo c'è invece una cattiva notizia per quanto riguarda le siciliane di Serie D, perché ci sarebbe un problema relativo al GIAR. Tutte le squadre avrebbero ultimato quelle che sono le iscrizioni al campionato di Serie D. Solitamente il girone I è quello delle siciliane e delle calabresi. A questo girone rischia seriamente a questo punto di non esserci il GIAR. GIAR che intreccia quella che è la sua storia recente con un personaggio che ci dispiace diciamo, citare per gli amici che ci seguono da Catania. Parliamo di Benedetto Mancini, che si era avvicinato nelle scorse settimane al GIAR per mantenerlo e iscriverlo nel campionato di Serie D. Campionato di Serie D che si allontana perché sembrerebbe che diciamo, tutte le adempienze che si dovevano compiere in queste settimane per poter iscrivere la squadra non siano state diciamo, portate a termine da quello che era di fatto il nuovo proprietario del GIAR, che adesso sembrerebbe non essere più reperibile per la società siciliana. Tra l'altro lo staff e i giocatori hanno realizzato un duro comunicato in cui si dice essenzialmente che la SDGR si dichiara di aver saldato tutte le spettanze arretrate con i calciatori, che lo staff smentiscono. Scusate, in riferimento al comunicato con cui la società dichiara di aver saldato tutte le spettanze arretrate, i calciatori e lo staff smentiscono tale circostanza. Al contrario di quanto asserito, non abbiamo ancora ricevuto gran parte delle mensilità maturate sino alla data odierna. Questo significa che veramente la strada adesso è fortemente in salita, è veramente molto lontana l'iscrizione del GIAR alla prossima Serie D. Purtroppo l'ennesimo caso di situazioni poco chiare che coinvolgono delle squadre siciliane. Siamo praticamente in chiusura. Stavamo controllando se ci fossero ulteriori messaggi che arrivano da voi che ci stavate seguendo. Non ci sono altre novità. Vi ricordiamo comunque di seguire e rivedere eventualmente questa puntata su YouTube, in questo momento in diretta contemporaneamente con la pagina Facebook, ma è possibile rivedere appunto questa come le altre puntate sui nostri canali Facebook e YouTube. Non mi resta
che salutarvi. Vi invito nuovamente a seguire il nostro sito www.sportisili.it per seguire tutti gli aggiornamenti delle squadre siciliane e di seguire anche quelli che sono tutti i nostri canali social. Non mi resta che salutarvi e darvi un arrivederci a quello che sarà il nostro prossimo appuntamento. Ciao e alla prossima!